Non posso non farle una domanda sull'attuale situazione politica, no? Mi sembra abbastanza... Colgo l'occasione per approfittare, insomma, una sua valutazione su ciò che sono questi primi giorni di Giorgia. C'è un governo che ha ampia maggioranza, è il governo scelto dagli elettori italiani. Non ho preferenza e simpatia per il movimento politico rappresentato dall'onorevole Meloni. Devo riconoscere che la persona si è diportata con notevole misura e notevole capacità, ha grandi problemi davanti a sé. Spero che abbia tutte le forze per affrontarli e per dominarli. Non sono problemi semplici, non bisogna essere impietosi, bisogna anche lasciare che il tempo consenta di affrontare le circostanze per quelle che sono. Di rimbalzo non posso farle una domanda che è ovvio sul governo regionale, anche lui nuovo, di nuova vita, con nuove presenze anche all'interno di un movimento di centro che è la Democrazia Cristiana, la nuova DC di Cuffaro. Mi auguro che sappia lavorare bene, perché la Sicilia è arrivata a questa scadenza carica di problemi che sono anche drammatici. Lo si vede anche dalle cronache, no? La Sicilia è una terra nella quale è difficile il collegamento con Roma e con Milano, cioè con l'Italia, con la nazione alla quale si appartiene, con lo Stato con il quale si appartiene. Ecco da dove si deve cominciare. Auguriamoci che ce la sappiano fare.